Monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina, delegato Cesi per il Sinodo, presenta in questo video i temi che verranno approfonditi dagli uffici pastorali regionali, insieme con i referenti diocesani per il Sinodo del cammino preparatorio all'Assemblea regionale delle Chiese di Sicilia, che si terrà il prossimo mese di ottobre. Una nuova presenza del laicato, dice il presule, più vivace, più intensa e più incisiva nel tessuto sociale ed ecclesiale della nostra isola. È una presenza della Chiesa sempre più in sintonia con i problemi della nostra gente e vicina al cuore dei nostri concittadini. Il cammino delle Chiese di Sicilia per il quinquennio che si è appena aperto si intreccia con il cammino sinodale della Chiesa universale, con un cantiere che attraversa trasversalmente la pastorale di tutte le nostre diocesi, attinente ai temi sociali emergenti, quali lo spopolamento, la fuga dei giovani, l'immigrazione, la necessità di costruire uno sviluppo più organico e di far lievitare la presenza del laicato cattolico all'interno del nostro tessuto sociale ed ecclesiale. Per cui stiamo lavorando attorno a un cantiere sinodale regionale nel quale questi temi verranno approfonditi insieme e con la collaborazione di tutti gli uffici pastorali regionali, dei referenti diocesani per il Sinodo, è un cammino che convergerà in un'assemblea regionale delle Chiese di Sicilia, o almeno dei suoi rappresentanti, nel prossimo mese di ottobre, dal 13 al 14 ottobre prossimi. Si tratta quindi di immaginare una nuova presenza del laicato più vivace, più intensa, più incisiva nel tessuto sociale ed ecclesiale della nostra isola e una presenza della Chiesa sempre più in sintonia con i problemi della nostra gente, sempre più vicina al cuore dei nostri concittadini. C'è stato un grande interesse, da parte di tanti si è riusciti anche in molte diocesi a smuovere le acque con, diciamo, le cosiddette periferie, anche con quelli che non frequentano da vicino le parrocchie e le comunità, sul fatto che il Sinodo poneva delle domande di come è percepita, di come è vista, di quello che sono le domande che si pongono alla Chiesa. Per cui un fermento è stato posto. Ho potuto notare, avendo anche tutte le sintesi diocesane in mano, che c'è stato un grande entusiasmo da parte di molte comunità in un momento così anche non molto facile di ripresa. È stato anche un momento di contatto con la gente, di rimotivazione. È chiaro che è, come dice in questo secondo anno, un cantiere, o sono dei cantieri aperti.